Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. Buongiorno a tutti, bentornati in diretta, seconda puntata di Buongiorno 131. Luca Di Leonardo, buongiorno. Buongiorno a Oggi tutti, non ti ben tocco trovati. perché qualcuno poi ieri ha detto si è offeso. offeso, l'invidia, queste cose qui. Siamo vicinissimi. Siamo vicini, ma Non senza contatto fisico. Seconda puntata stagionale della... Siamo già alla puntata 2. Siamo già alla puntata 2, ci sono già mille domande, mercato, 3P. domande sul Parma e via dicendo, ma direi che prima poi di avere i due ospiti di oggi è doveroso iniziare con la bella notizia che è arrivata ieri sera, ovvero il risveglio di Yael 3P dal coma farmacologico indotto in cui si trovava dalla sera di domenica 16 per l'ormai noto incidente in piscina con il principio di annegamento. 3P che si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ma insomma la grande paura è passata, il giocatore si è svegliato, è stato svegliato e comunque è stato anche estubato, come si suol dire in termini medici, giocatore che insomma, secondo quanto ha fatto sapere appunto l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, è vigile, cosciente, collaborativo, anzi collaborante per utilizzare il termine che è stato inserito nella nota, e soprattutto non ha al momento non ha fatto registrare danni neurologici evidenti. Quindi questa è la cosa principale. Siamo tutti contenti?
lo diciamo subito, perché chiaramente insomma la paura c'è stata. Poi sapete che noi, i giovani del Cagliari, giovani in generale, ma insomma quelli del Cagliari, delle squadre sarde, teniamo particolarmente. E quindi siccome poi Yael l'abbiamo visto fin dal primo anno della primavera, lo abbiamo in qualche modo adottato come tutti gli altri ragazzi del settore giovanile rossoblu, insomma una bella notizia, soprattutto dopo la grande paura di questi giorni, no? Sì, assolutamente, ne avevamo parlato anche ieri, l'importante era appunto parlare del ragazzo, non tanto del giocatore, perché in primis viene il ragazzo, ora che la via è quella, l'importante è che lui possa recuperare coi tempi che saranno utili, perché non ci deve essere fretta in queste situazioni. È ovvio che da questo punto di vista, ora parlando del campo, sabato il Cagliari giocherà a Parma e bisognerà capire fra chi giocherà in avanti, ne chiederemo chiaramente anche ai nostri ospiti, però è ovvio che dal punto di vista della qualità offensiva del Cagliari non c'è 3P. Kevin Carlos ieri si è allenato in gruppo, bisogna capire se effettivamente sarà titolare nella sfida di sabato. Quindi da questo punto di vista, ecco, la notizia bellissima è di 3P, però chiaramente ora bisogna anche ragionare sul Cagliari che giocherà, che farà il debutto in campionato sabato, e in attacco sono un po' corti. No, più che altro bisognerà capire poi anche insomma, la reazione un po' del gruppo di Pisacane. C'era, ieri lo abbiamo detto, no? tra le incognite c'era anche la risposta, la reazione da quel punto di vista del gruppo. Direi che, insomma, vista l'ottima notizia arrivata ieri sera da Sassari, ci si può aspettare anzi un surplus di carica, no? Certo. Anche proprio per poter dedicare la vittoria magari a Yael 3P. Appunto sabato sera, ricordiamolo, alle 20:45 al Tardini di Parma, e noi ci saremo per raccontare ovviamente questa situazione. Sono tante domande anche sul discorso 3P, ho visto mercato, ho visto anche Fanta 131, insomma ci sono davvero tanti temi. Stiamo vedendo anche, insomma, alle nostre spalle il video con Sebastiano Esposito, no? Con la copertura sull'ultimo allenamento, uno degli ultimi allenamenti in ritiro di Sebastiano Esposito. Un Sebastiano Esposito che resta chiaramente al centro del discorso mercato in uscita. In queste ultime ore il Tuttosport ha rilanciato di un possibile interesse del Cagliari per lo scozzese Che Adams, giocatore con caratteristiche leggermente diverse rispetto all'attaccante di Castellammare di Stabia. Vediamo, a noi al momento non risulta nulla, ma non vuol dire che non sia effettivamente, che ci possa essere effettivamente un interesse. Quello che è certo, caro Luca, fammelo dire, che stiamo entrando nella fase più calda del calciomercato. Stiamo entrando negli ultimi 10-12 giorni in cui può succedere veramente di tutto, in cui anche giocatori che magari, non solo dico nel Cagliari, dico in generale, che fino a questo momento potevano essere intoccabili, magari non lo diventeranno più, non lo saranno più. Che Adams è in scadenza col Torino a giugno 2027, quindi all'ultimo anno di contratto. Il Torino è una delle squadre che ha chiesto informazioni su Esposito, anche perché il suo agente Mario Giuffredi negli anni ha spesso lavorato tanto con il Torino. Penso per esempio l'anno scorso a Marianucci, che era un giocatore che era stato inseguito anche dal Cagliari, poi alla fine è andato a giocare fortemente a giocare a Torino, insomma poi non è esatto, mandato a Torino, e quindi insomma si potrebbe riaprire un discorso per Esposito. Il Torino già, se ci pensi, se ti ricordi, già dall'inizio dell'estate era stata una delle squadre avvicinate a Sebastiano Esposito, e vedremo, perché chiaramente Esposito è in uscita, su questo ci sono ben pochi dubbi. È chiaro che bisognerà trovare la soluzione migliore per tutti, la soluzione che in qualche modo accontenti tutte le parti, il Cagliari in primis. Leggo tante domande su Di Paolo, che Di Paolo è
di fatto è stata una delle sorprese principali della prima parte di ritiro. Di Paolo a me piace tanto, è piaciuto tanto fin dal primo allenamento. Evidentemente è un giocatore che ha tante richieste sia in Serie B che in Serie C, è un giocatore che probabilmente in questo momento in casa Cagliari rischia di essere coperto, insomma, di non avere grande spazio, grande possibilità di essere protagonista, e quindi credo che il Cagliari valuterà anche una cessione in prestito secco da quel punto di vista, appunto per valutarne anche la crescita e eventuali miglioramenti. È un peccato però, perché esatto. Di Paolo comunque nella prima parte del ritiro, almeno quello che ho visto io ad Seminello, era sicuramente uno dei più propositivi, ne aveva parlato bene anche Pisacane in conferenza stampa, era uno di quei giocatori che magari inizialmente potevano essere dati in partenza, però poi nelle prime settimane di ritiro ha comunque sorpreso, anche perché magari non ci si aspettava un giocatore con così tanta fame. C'è stata anche una piccola intervista durante il ritiro, ne avete parlato con Roberto, lui diceva io segno, è quello che riesco a fare, vediamo un po' quale sarà la situazione. È ovvio che per far rimanere un giocatore come lui in panchina, che magari non riesca ad avere il minutaggio, meglio a quel punto darlo in prestito in modo che possa acquisire più esperienza. È un giocatore comunque interessante, a me è piaciuto, Fra, ti dico la verità, perché comunque è un giocatore che salta l'uomo, un giocatore bravo in velocità, un giocatore che può anche fare l'assist vincente. È ovvio che di fronte o a fronte di determinate offerte anche dei giocatori che ha in rosa il Cagliari, magari in questa stagione non troverà spazio, quindi è giusto farlo andare a giocare. Molto bene, vedo che abbiamo il primo ospite, caro Lucone, quindi ti lascio subito la palla. Eccoci qua, ciao Geda, ben trovato. Buongiorno, grazie. Come stai? Bene, grazie. Grazie mille per averci dato il nostro invito. Allora ti chiedo, Geda, innanzitutto abbiamo aperto oggi la diretta sulla bella notizia di 3P che si è svegliato, e quindi sicuramente è una notizia più che positiva. Abbiamo visto che tu hai fatto anche un post social, quindi dimmi un po'. Ma è una cosa veramente, è stata una cosa talmente un po', faccio dire, un po' assurda, perché comunque sentire una cosa del genere magari da un ragazzo che comunque è grande, cioè non è un bambino, sente una cosa del genere, c'è una notizia che ci ha un po' sconvolti, perché parlava di un qualcosa veramente molto grave, in cui c'era il rischio che non ci fosse, dico molto sinceramente, che non ci fosse quasi niente da fare. Invece la notizia bella è quella che, meno male, che è andato tutto bene, per me si è svegliato, e questo è già una grandissima notizia, cioè è una cosa veramente sconvolgente per l'ambiente rossoblu, che in questo momento è alle prese, no, praticamente con l'inizio del campionato, preparando tutto. Ti vedi arrivare una notizia del genere, cioè non è che sia la cosa migliore nel momento, veramente, anche per la famiglia, per carità, anche perché si tratta di un ragazzo giovanissimo, cioè, quindi siamo tutti contenti, dai, che si sia ripreso, intanto si è svegliato, che possa riprendere il prima possibile, sinceramente. Questa è sicuramente la notizia positiva. Ti chiedo anche un giudizio su questo precampionato da parte del Cagliari, Geda. Lo vedi, come si suol dire, più forte rispetto alla scorsa stagione, potenzialmente più forte, o deve ancora comunque risolvere determinate situazioni? No, secondo me ancora c'è da fare qualcosa, secondo me, e credo che ancora, non mi sento di dire che sia più forte di l'anno scorso, cioè sì, l'arrivo di Maldini per esempio mi è piaciuto molto, mi è piaciuto perché secondo me, io sono convinto, l'opinione personale mia, che secondo me l'ambiente rossoblu, cioè Cagliari, possa essere, secondo me, una delle tappe fondamentali nella carriera di Maldini, secondo me, per far svoltare. Però, ripeto, il campionato ancora deve iniziare. Ho visto un precampionato comunque fatto, secondo me, bene. Non posso dire
degli allarmismi in cui si possa dire no, la squadra, no, secondo me no, una squadra, cioè hanno fatto un precampionato equilibrato, poi sai, l'inizio della stagione, in questi precampionati, i ritiri lasciano il tempo che trovano, perché magari puoi fare un ritiro magari che non hai fatto molto bene, poi inizia il campionato, ti dai da fare e cambi completamente. Quindi io ancora voglio aspettare l'inizio del campionato per capire e vedere cosa può fare questo Cagliari, però solo una partita di campionato ci può dare un giudizio, una misura di giudizio un po' più concreta, un po' più, secondo me. A me ho dell'idea che secondo me un attaccante, proprio un vero attaccante di area, di una certa esperienza, mancherebbe, questa è un'opinione mia, però ripeto, bisogna capire anche come vuole poi impostare bene la squadra, cioè come vuole giocare, che tipo di accorgimento tattico può volere Pisacani per migliorare la squadra. Quindi secondo me questo solo campionato ti può dare ripeto, un giudizio un po' più concreto, ecco, un po' più definitivo, secondo me, su questa squadra. Perfetto, c'è la partita di sabato, Geda, contro il Parma, che dovrebbe essere comunque una squadra insieme al Cagliari che lotterà per la salvezza, una squadra che ha cambiato tanto. È ovvio che la prima gara del campionato magari non c'è ancora quello stato di forma, magari ci sono dei giocatori che il Cagliari ha cambiato tanto, è arrivato Winks, è arrivato Fazzini, è arrivato Romano, però anche il Parma ha cambiato tanto e anzi ha venduto probabilmente i suoi pezzi migliori, perché notizia anche di ieri, Circati praticamente andrà al Benfica, non c'è Pellegrino, ha cambiato il portiere Suzuki, insomma anche il Parma è una squadra in costruzione. Quale può essere l'insidia di sabato secondo te? Ma guarda, infatti io credo che quest'anno, secondo me, io penso che il Cagliari debba concentrarsi molto sul suo campionato stesso, non pensare ad altre squadre. È chiaro che il Parma a questo punto diventa una di quelle candidata, già lo era l'anno scorso, però maggiormente quest'anno perché ha venduto dei suoi pezzi migliori. Cioè, diciamo, il zoccolo duro del Parma era proprio questo, difesa, il portiere, cercati difesa, Suzuki portieri e Pellegrino lì davanti, che comunque i suoi gol li ha fatto veramente molto bene. Secondo me il Cagliari devi crederci e fare la rincorsa su questi avversari qua, non pensare oltre alla classifica, perché quando cominci a fare troppi pensieri, troppo in là, di dire no, secondo me possiamo fare questo, no. Secondo me te la devi giocare, ogni partita per te deve essere sempre partita importante, non l'ultima della vita, perché il campionato ancora, cioè voglio dire, quando sei all'inizio non puoi pensare, non puoi fare questo tipo di ragionamento, però devi pensare che è una stagione diversa, una stagione difficilissima, dove ci sono stati tanti cambiamenti, sia nello stesso Cagliari, ma anche nelle altre squadre. E nelle altre squadre tu non puoi sapere se sono meglio o in peggio, quindi è un qualcosa che tu dovrai vedere lungo il campionato. Le insidie di queste partite sono che, essendo prima partita di campionato, secondo me, cioè, sono quegli inizi che ti possono voler dire tanto, secondo me, anche sul piano dell'atteggiamento, di come puoi reagire a certe cose, magari quando subisci un gol, come reagisci, qual è il tuo grado di personalità per cercare di mantenere una tranquillità in partite di questo tipo, che per il Cagliari diventano importanti, perché quello è in questo momento, diciamo, che è il suo campionato. Se può fare di più, questo solo lo possiamo vedere durante il lungo andare del campionato. Quindi all'inizio così c'è tanta, diciamo, ci sono i dubbi in cui tu dici, vediamo cosa si può fare. Cioè, però il Cagliari la fortuna è che riparti comunque dei punti importanti, comunque l'allenatore è lo stesso, conosci bene l'ambiente, conosce la squadra che ha in mano, quindi anche chi è arrivato secondo me sa come usarli, come collocarli in questa squadra per farli rendere. Questo è uno dei punti di forza che può avere il Cagliari. No, volevo chiedere a Geda un po' il tuo parere sui nuovi arrivati, perché è chiaro che adesso... Non vi sento. Non mi senti? Non ci senti? Aspetta. Toglilo, fallo rientrare. Vediamo un po'. Ora ci senti? Ora? Non Sempre ci sente niente. ancora. Allora deve rientrare e uscire.
Vai. Devi uscire e rientrare, Se cioè non ti sente, come fai? a Aspetta, dirglielo? beh, certo. Guarda un po', leggi, sì. Non vi sento. Esce e rientra. Leggi quello che c'è scritto. Aspetta. Riesco a sentire. Vai, scrivigli un messaggio privato. Ringraziamo sempre StreamYard per la perfezione e la bellezza di questa simpatica situazione che urge ricordarlo, non dipende da noi. Cioè, giusto per mettere i puntini sulle i, non dipende né da noi né dall'ospite, c'è proprio un limite della piattaforma che abbiamo già provato a segnalare non so quante volte, anche perché dubito che succeda soltanto, penso che mi abbiano bloccato, soltanto a noi. Ti hanno bloccato dalle segnalazioni che fa. Ecco, probabilmente è anche quello. Comunque sta rientrando il buon Jedaias Capucho Neves, sempre mitico. No, anticipo la mia domanda, che era appunto quella un po' sui nuovi arrivati. Vorrei sapere soprattutto lui cosa ne pensa, per esempio, di Daniel Maldini. Perché Daniel Maldini, con il discorso, eccolo, dovrebbe essere rientrato, vediamo. Sì. Guarda, ci senti adesso? Ora sì. Alla grande. Riprendiamo, Geda, ti chiedevo prima che ci fosse questo piccolo problema tecnico, cosa ne pensi dei nuovi arrivati e soprattutto dei nuovi arrivati in attacco? Perché chiaramente il tuo parere conta tanto. Inizio da Maldini, guarda, per sapere cosa ne pensi, se può essere effettivamente l'acquisto giusto. Ma secondo me sì, io sono convinto che possa essere secondo me uno di quei valori che può aggiungere qualità tecnica, un po' di quella versatilità davanti che secondo me può incidere tanto. Io credo che l'ambiente di Cagliari, l'ambiente rossoblu, possa essere secondo me quello giusto per lui, dove secondo me si possa esaltare tanto, anche perché è un giocatore che arriva con grande enfasi, con la fiducia di tanti, in cui può fare tanto, quindi può essere, tra virgolette, un po' la stella un po' dell'attacco. Io credo che possa fare molto bene, perché è un giocatore che può fare l'esterno, il trequartista, la seconda punta, secondo il mio punto di vista, è un giocatore che fisicamente è migliorato molto, e quindi tecnicamente è un giocatore forte. Secondo me anche piano piano anche cresciuto anche a livello di maturità. Credo che quello che è una delle cose che può fare la differenza. E secondo me penso che sia anzi, e soprattutto nell'eventualità, in questo discorso qua, non della situazione Esposito, uscendo Esposito, secondo me lui può essere uno di quel sostituto che secondo me può colmare quella lacuna lì. Su Fazzini invece? Perché Fazzini è un po' uno dei temi, no, di questa estate, perché chiaramente insomma indossa la maglia numero 10, che non è mai un numero banale nel calcio, però forse ancora deve trovare la giusta collocazione, la giusta risposta anche ai compiti tattici che gli sta affidando Pisacane. Come l'hai visto fin qui? Guarda, mi è piaciuto molto il giocatore, tecnicamente lo vedo un giocatore forte, interessante, un giocatore di grande qualità tecnica, però ecco, come avete già detto, bisogna vederlo e sapere quale possa essere, perché sinceramente non ho capito con quale collocazione tattica possa essere arrivato, se è un trequartista, un esterno, una mezza punta, cioè sono situazioni che in una squadra posso assicurare che fa molto la differenza, cambia completamente, perché usare un giocatore in un modo tattico piuttosto che in un altro, secondo me può fare la differenza. Guarda, faccio un paragone velocemente con il mio Cagliari, no? Quando voi vi ricordate, quando siamo arrivati, per esempio Andrea Cosso a Verona giocava da esterno, ogni tanto, cioè quando arrivò a Cagliari, cioè, la collocazione sua, quando l'hanno trovato da trequartista, lì ha fatto la svolta della sua carriera definitiva. Poi ce l'avevamo io, che comunque potevo fare sia la seconda punta, trequartista, l'attaccante, era un discorso taglio, quindi la variazione tattica potevi fare tranquillamente con i giocatori che avevi. Quindi io mi auguro che questo giocatore possa, secondo me, permettere a Pisacane di poter, in momenti importanti di una partita, poter cambiare tatticamente. Poi, diciamoci la verità,
veste una maglia che un numero che già di sé è molto complicato ed importante, quindi ci si aspetta da un giocatore che mette quel numero di avere prima di tutto personalità, oltre che essere forte, personalità, perché ci saranno partite in cui sarai chiamato a questo tipo di responsabilità, di avere qualità, personalità, chiamarti la responsabilità addosso, quindi sono tutte cose, caratteristiche che poi in questa squadra fanno la differenza. E io mi aspetto da lui sul piano della personalità, se poi è in grado in campionato di tirare fuori quella, perché di qualità penso che abbiamo visto qualcosa di interessante, però ripeto, il campionato è un'altra cosa. L'ultima per me è Geda, perché hai detto il Cagliari ha bisogno di un attaccante forte, quindi un consiglio, cioè c'è un attaccante che ti piacerebbe vedere con la maglia del Cagliari? Che non sia Geda, ecco, lo specifico. Noi abbiamo già dato, quindi potrei, cioè, nel mio caso potrei anche mettere Suazo, quel tipo di gente lì, però non è il caso, abbiamo già fatto il nostro. Ma adesso, oddio, attaccanti che siano liberi, cioè, così, a me allora è molto anche difficile. Non libero, cioè, banalmente, potresti dire, guarda, quell'attaccante lì, secondo me, per caratteristiche, per certo. tipologia, sarebbe quello ideale per questo Cagliari. Ovviamente non parliamo di top club, cioè parliamo di obiettivi che poi possono rientrare. A me piaceva molto, mi ha sempre piaciuto l'attaccante del Genoa, non so perché, per come, però Ekuban. A me piace molto quel giocatore. A me è Ekuban. Se devo andare, sai che a me mi ha sempre intrigato quel giocatore lì, perché ha una forza fisica straripante, è un giocatore che ha una velocità pazzesca. Secondo me è quel tipo di giocatore che secondo me una squadra come il Cagliari potrebbe andare molto bene, soprattutto perché è un giocatore in grado, secondo me, di andare in profondità, spaccare un po' le difese per come gioca. Ecco, se devo pensare a un giocatore di quel tipo lì, secondo me quello era più che altro perché al Genoa, siccome non giocava tanto, ho detto, ecco, potrebbe essere secondo me un'idea non banale per il Cagliari, però è un giocatore che a me piace molto perché ho visto in lui delle caratteristiche molto molto interessanti, importanti, che per una squadra, ripeto, come il Cagliari potrebbe essere interessanti. E comunque tra l'altro è svincolato, perché infatti. Si è svincolato dal Genoa. Chissà che questo consiglio di Geda non venga accolto e raccolto da Pietro Accardi. L'ultima a te e poi lo salutiamo. No, vabbè, ci sono tantissime domande da parte degli utenti che ricordano anche un tuo gol contro il Parma, Geda, quindi che non dimenticano. Però ti chiedo, ecco, abbiamo parlato un po' del discorso attacco. In un minuto, che idea ti sei fatto sulla questione Esposito? Perché non posso non chiedertelo. Tu che sei stato un attaccante, tu che hai vissuto a Cagliari e sei un po' anche l'ambiente Cagliari, insomma, una situazione nuovissima per un ambiente come quello rossoblu. Ma guarda, la cosa che infatti ho scritto anche lì un po' su questo e dico una cosa, io non sono uno che poi va ad attaccare o il procuratore o il giocatore, no, io credo che quando le cose cominciano a diventare pubbliche, bisogna sempre stare attenti a parlare. Io se devo fare un qualcosa con la società, se la società mi ha promesso un qualcosa, io vado dalla società. Se la società, io parlo sia dei giocatori ma anche del suo procuratore, perché nel momento in cui sono il procuratore è quello che giustamente cura l'interesse del giocatore. No, nel momento in cui curi l'interesse del giocatore, se c'è qualsiasi diatriba con la società e la società mi ha promesso un qualcosa che non ha mantenuto, io vado direttamente dalla società e cerco di risolvere quei discorsi poi interni, perché rischi di mettere in mezzo, di esserci dei fraintendimenti che possono venire fuori in maniera sbagliata e poi la gente fuori capire tutta una cosa che non va bene, diversa. Perché penso che Esposito, credo che la sua onestà comunque fino adesso secondo me non si possa dire che non si è comportato assolutamente bene, assolutamente. È un giocatore che si è dato da fare, ha dimostrato comunque attaccamento alla maglia quando ha giocato, si è sempre messo a disposizione e quindi non è che si può andare da Esposito e dire no, Esposito la colpa è sua perché lui no. La cosa che dico è secondo me che quando ci sono queste cose vanno risolte in maniera, secondo me, in maniera tranquilla, in maniera serena. Ok,
guarda, noi abbiamo intenzione, secondo me, di venderti perché vogliamo trarre del profitto dalla vendita e andare a prendere e sostituire con il giocatore, anche perché credo che il giocatore sia anche arrivato che secondo me Maldini può essere lo sostituto di Esposito. Però quando si comincia a parlare sulla stampa, il rischio di cose sbagliate, di parola, di pensiero, di una cosa, di una frase detta, non detta, questo c'è il rischio, e di mandare secondo me un po' a ramengo e frantumi un po' tutto l'ambiente, no? Perché viene messo di mezzo la società, poi il procuratore. Io non demonizzo i procuratori perché comunque fanno il loro lavoro, però l'importante è anche il procuratore di essere intelligente, di saper salvaguardare comunque il giocatore in quel momento, perché il giocatore sta pensando a giocare, sta pensando a fare il suo, e in quel momento credo che il procuratore abbia il compito di ragionare di più, secondo me, del giocatore e di consigliarlo in maniera adeguata, secondo me, e non andare allo scontro con la società, sulla stampa, fare questo, fare quello, perché comunque la società comunque ha un certo tipo di potere, e quando tu parli dopo, cominci a parlare troppo, ripeto, il rischio di parole, di fraintendimenti, parole sbagliate è molto molto alto, quindi io dico questo, augurandomi che secondo me questa vicenda possa finire il più presto possibile e che nessuno esca, voglio dire, no? Che tutti, ognuno possa andare per la propria strada senza nessun problema. Se devi restare, resta; se non devi restare, vada a fare la sua strada senza questi problemi. Perché bisogna, ripeto, bisogna smettere un po' con queste cose qua di polemica sui giornali, da procuratori, giocatori, società, perché questo è un qualcosa. Poi, ma vi dico anche questo, poi finisco, è che poi i procuratori rischiano comunque di essere demonizzati sempre, perché dopo dicono, ecco, vedi, è colpa del procuratore, poi arriva quell'altro e dice, ecco, vedi, è colpa del procuratore, che ripeto, fanno il loro lavoro. Però in questo mondo qua, che è un mondo di abbastanza complicato, per non dire altro, quello del calcio, bisogna sempre essere attenti. Ecco. Perfetto, perfettissimo. Allora, aspetta, eccomi qua. Ci senti adesso? Secondo me adesso non ci sente più. Non ci senti più? Non vi sento più. Vedi? Sempre il solito discorso. Aspetta, proviamo con l'altra. Aspetta. Non sento. Aspetta un po'. Ora ci senti? Non senti nemmeno? No, non sente più. Vedi, una volta che cambiamo la camera, StreamYard entra. Non vi sento più. Lo dobbiamo salutare, lo salutiamo. Sì, lo salutiamo. Ci sentiamo dopo. Grazie Ceda. Ciao Ceda. Grazie. Ciao. E insomma, è così, non ci possiamo fare niente. Va bene, quanto è che ci sentano? Adesso bisogna vedere il prossimo ospite. Mi pare che lo facciamo Giuseppe entrare. Voi, ci senti? Facci un ok. Ci senti? Ci sente. Lui ci sente. Lui ci sente. Allora lo facciamo anche entrare. Anche perché poi con Giuseppe dobbiamo fare... Intanto lo salutiamo. Grande Giuseppe. Buongiorno a tutti voi. Sì, lui ci sente, ha già fatto l'ok prima, tu non ascolti, tu una volta no, che perché c'è la situazione di casino, vai lì a gestire, guarda che sfondo che c'ha Giuseppe, a Savacci nostra, come si suol dire, da queste parti, ma noi ti vogliamo bene lo stesso, Giuseppe, ti vogliamo bene uguale, anche se tu hai come sfondo il mare e noi una TV, però vabbè, insomma, dai. Ci si accontenta. Esatto, poi io sono con Luca Di Leonardo, quindi pensa un po' la fortuna. Pensa un po' il valore aggiunto, Giuseppe. Sembrate Gianni e Pinotto, tutti e due esatto, insieme. Totò e Peppino. Spostati poco a poco più in qua, spostati poco a poco più a destra. Ok. Luca, picchialo, allora, Giuseppe. No. Tutto bene, no. In realtà ci sono tante domande che sono poi uscite nei commenti, e chiaramente il tema Esposito era quello che lo sapevamo, ce lo siamo tenuti alla fine, anche proprio per fare da collante tra i due ospiti, però c'è un altro tema che è legato in qualche modo in maniera collaterale a Esposito, che è Sebastiano Di Paolo, perché in tanti sostengono che la gestione di Di Paolo in
qualche modo sia stato messo un po' da parte per i problemi appunto tra il Cagliari e Mario Giuffredi. Io credo che anche in questo caso, come sempre, la verità stia un po' nel mezzo, nel senso che sicuramente all'inizio ci siano state delle frizioni abbastanza forti, per usare un eufemismo, tra la dirigenza del Cagliari e l'entourage di Esposito e anche in questo caso di Di Paolo. Però poi dopo, secondo me, cioè se un giocatore è forte, se un giocatore lo pensi e ritieni che possa essere utile, specialmente in un momento in cui hai perso uno dei titolari per questi motivi, ok, il discorso di punire in qualche modo la controparte, però mi sembra anche senza senso andare a punire, in questo caso Di Paolo, che poverino non ha fatto niente. Secondo me, come dicevamo anche, come dicevo prima, semplicemente c'è stata una valutazione tattica e tecnica che probabilmente ha portato Pisacane a pensare che possa non essere ancora del tutto pronto per la Serie A e che gli possa fare bene magari una stagione da trascinatore, da titolare assoluto. In questo caso si parla tanto di Spezia, ma non per altro, perché il direttore sportivo è Guido Angelozzi, ovvero colui che l'ha portato a Cagliari, e l'allenatore è Marco Turatti, cioè l'allenatore che lo ha lanciato e lo ha fatto esplodere a Siracusa. Cioè vai a Spezia, allo Spezia, non in una piazza qualunque di Serie C, ma in una neoretrocessa e con grandissime ambizioni di risalita immediata. Insomma, potrebbe anche essere effettivamente semplicemente una gestione, ecco, del giocatore in quest'ottica. Tu, Giuseppe, come la vedi? Che nessuno si farà del male, giustamente, non verrà fatto mai male al giocatore, non verrà fatto del male all'investimento che ha fatto il Cagliari in prospettiva. Chiaramente la frizione c'è, è stata fortissima lo scontro che c'è stato fra il procuratore di Esposito, Giuffredi, e il Cagliari, ma il ragazzo è un bene del Cagliari, è un giocatore che ha prospettiva. Io penso che, ne parlavamo anche a Pontilini, che comunque ogni volta che tocca la palla dimostra di poter fare qualcosa, ma che abbia bisogno comunque di crescere, quindi la soluzione di darlo in prestito era già nell'aria. Poi bisogna vedere come si mette, vista la situazione, per fortuna in fase, non dico di risoluzione, ma decisamente migliore rispetto a quella che appariva 2 giorni fa, di 3P, perché se ti ricordi bene, il giocatore, quando a Pontilini abbiamo fatto la domanda da Cardi, 3P è stato nettissimo a Cardi, 3P resta. Quindi quel tipo di giocatore serve, potrebbe essere anche lui magari fino a gennaio in questo momento. Però l'importante è fare il bene della società e della squadra, quindi penso che dopo le frizioni si troverà la soluzione migliore per Di Paolo. L'ipotesi di Spezia secondo me è la più valida, sentivo anche dei colleghi di Spezia che mi danno per certa il fatto che sarebbe accolto a braccia aperte, e non ho dubbi sicuramente su questo. Cercano quel tipo di giocatore, e avrebbe anche un allenatore, come giustamente hai detto tu, e un direttore sportivo che lo stimolano e che lo possono tutelare, lo possono far crescere nel migliore dei modi. Obiettivamente però lì non tanto per Esposito, perché la botta su Esposito è stata già diciamo così assorbita, non dal punto numerico, di vista numerico, perché secondo me comunque manca un giocatore, però penso che la situazione 3P possa portare ad altre valutazioni, ecco. Sì, sono d'accordo. Luca? No, ci sono varie domande, Giuseppe, su Kingston, ovvero un giocatore che comunque è stato dato in partenza, senza avere chiaramente delle garanzie da questo punto di vista, però ora col discorso legato anche a 3P, gli utenti chiedono: ma Kingston, siamo così sicuri di mandarlo in prestito? Potrebbe essere una soluzione, Giuseppe, Kingston in questo Cagliari, vista anche la problematica già sabato, per dire, in attacco, magari ci può essere la possibilità che venga rivalutata la sua posizione? Ma allora, lì davanti c'è un problema che l'abbiamo visto, il problema che è emerso durante tutto il precampionato, che significa che il fatto che non facciamo gol. Il Cagliari non riesce a fare gol, escluso la partita di Berlino. Kingston può essere una soluzione, ci sono 3 settimane davanti, 2 settimane di mercato davanti,
ormai la terza è quasi andata, va valutato. Non al posto di 3P, sono due giocatori differenti. Kingston è più prima punta, 3P è sempre stato impostato come tre quarti dietro la punta, nel famoso 2-1, nel famoso all'esterno. Non è Kingston l'eventuale sostituto di 3P, a mio modo di vedere. Lì davanti ci sono Borrelli, Mendy, 3P, Kingston e Carlos. È logico che sono 4 per un posto soltanto sono troppi. Anche ipotizzando che Mendy faccia un po' ancora la spola fra primavera e prima squadra, lì una cessione va fatta, ecco, dopo l'arrivo di Kevin Carlos. 3P, scusate, Kingston c'ha mercato. A me non risulta in questo momento, però stiamo entrando in quella fase in cui le trattative iniziano in 5 minuti e si sviluppano in un'ora, e dopo un'ora e mezza stai facendo le visite mediche. Ecco. Però poi magari non le passi e salta tutto, perché la bellezza del mercato è anche questo, è anche questa. Quindi. Stiamo entrando in quella fase lì. È chiaramente il più indiziato per andare a fare un'altra esperienza. Ecco. È un giocatore anche su cui il Cagliari ha investito, se non sbaglio, 250.000 euro, visto che è stato controriscattato, se non erro. Quindi è un giocatore su cui lui ci crede, e su cui il Cagliari ci crede, e anche quello è un bene da tutelare. Va tutelato il giocatore, va tutelato l'investimento. Vedremo effettivamente. Ci sono tante domande anche sul esterno destro, no? Perché oggi l'Unione Sarda ha lanciato Belgali come ipotesi, nei giorni scorsi era stata la volta di Floriani Mussolini. Molto semplice secondo me la questione del laziale, e la Lazio se lo vende è per soldi. Il Cagliari in questo momento non acquista praticamente nessuno, soprattutto in difesa, cioè io credo che se dovesse arrivare un investimento sarà per un altro tipo di giocatore, verosimilmente in attacco. Quindi al momento la pista per l'ex cremonese resta, cioè, non dico spenta o fredda, insomma, dite come usate l'aggettivo che preferite. Il Cagliari, l'ho detto lo stesso Accardi, ha diverse, cioè quest'anno ha questa strategia di tenere diverse porte aperte, quindi anche per valutare poi eventualmente tutti i vari sviluppi, no? Che ci possono essere in un caso o nell'altro, anche la condizione più vantaggiosa sia per le casse, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Il fatto di aver rifiutato 10 milioni di fatto dall'Ans per Adam Obert è anche da quel punto di vista un'indicazione chiara, no? Cioè il Cagliari, se vende, se si priva di uno dei suoi giocatori molto più, cioè di quelli più rappresentativi, sicuramente bisogna portare una valigetta molto carica e molto pesante da mettere sul tavolo. Ovviamente sono sempre immagini, sono metafore, non sia chiaro, non ci aspettiamo la valigetta, però insomma, per dire che quando in questi tempi bisogna stare attenti a tutto quello che si dice. Però dice anche un'altra cosa, dice quali sono i veri incedibili del Cagliari, perché anche il Bologna è andato forte su Rodriguez ma è stato respinto, su Obert servono molti più soldi, anche perché in prospettiva valgono tanto. Certo. Sono quei giocatori che hanno una possibilità di crescita enorme, quindi per ora li tieni. Un'altra cosa su questo, Giuseppe, tra l'altro, proprio a mo' di ragionamento, che il mercato attuale, soprattutto quello futuro, sarà più dispendioso per i difensori che per gli attaccanti, perché in un calcio in cui si segna meno, si segna meno, e quindi ha più valore ancora di più avere il difensore forte, perché il difensore forte ti sposta gli equilibri, e allora siamo pronti a vedere anche nei prossimi anni davvero degli investimenti molto più alti per difensori, a cifre che probabilmente fino a qualche tempo fa ci si aspettava per centrocampisti attaccanti. Scusa, ti ho interrotto, ma mi sembrava secondo me una cosa interessante. Hai fatto benissimo. Il punto poi Luca ha annuito, quindi capito? No, il problema da terzino sinistro. Esatto. Lui lo sa. Il problema è che è un mercato dove i prezzi sono
troppo alti, cioè si sta pagando eccessivamente qualsiasi giocatore, quindi bisogna magari stare un po' più capire se calmi. questa è una tua definizione da boomer o da fantacalcista, cioè devo capire, da esperto di fantacalcio, cioè È tutto collegato, da dove nasca è un po', questo è un po' e un po', perché Ok. chiaramente poi i giocatori vengono valutati in maniera eccessiva e Mi ricordo che poi... quando tu eri ragazzino Anelka veniva pagato 100 milioni, 100 miliardi, quindi insomma per Real Madrid, lo voleva la Lazio a 95 milioni. Sì, quindi- però poi effettivamente no. Non è che prima Allora, si spendesse sì, infatti. meno. Quindi, Pensiamo a Thuram. Però quest'anno secondo me io vedo tipo decisamente trasferimento, cioè, prezzi più alti. cioè intendiamo. c'è una bolla di mercato, cioè c'è una bolla pazzesca. Oggi, cioè tutti i giorni il Corriere dello Sport fa una bellissima cosa, nel paginone in cui ci sono tutte le formazioni mette quanto stanno spendendo i vari campionati, cioè siamo a 3 miliardi per la Premier League, 1 miliardo per la Serie A, che nonostante tutto è la seconda che spende di più in questo momento in Europa, e stiamo parlando di circa 800 milioni di euro per quel che riguarda la Liga, cioè girano tanti soldi, è logico che vengano, è tutto gonfiato. Palestra è gonfiato obiettivamente, però ci sono queste condizioni di mercato, sì, e devi riuscire a sfruttarle, ecco, se c'hai da vendere. I giocatori paradossalmente che costano di più in generale sono proprio i difensori, quello che diceva giustamente Francesco. Anche perché attaccanti, signori, non ce ne sono, non ce ne sono a tutti i livelli. Cioè, probabilmente se si svegliasse oggi un ragazzino e ci fosse il nuovo Bobo Vieri, arriverebbe a 1 miliardo. Però i giocatori più importanti in questo momento sono i giocatori difensivi, i giocatori di centrocampo e gli esterni su cui pare che stia tornando la Serie A a investire. Sarebbe un bene, perché il giocatore che salta l'uomo è sempre una cosa positiva per il divertimento e per il calcio, soprattutto il superamento di quella che secondo me sta facendo nel male al calcio italiano, quel 5-3-2 che si sta portando avanti. A quel tale proposito, Begali e anche Floriani Mussolini mi meraviglierebbero parecchio, perché sarebbero tatticamente in contrasto con quella che è l'idea che sta cercando di portare avanti il Cagliari, che non è più la difesa fisarmonica dell'anno scorso con Palestra, che non è la difesa a 5, mentre soprattutto Floriani Mussolini sarebbe proprio un esterno a tutta fascia vecchio stile, che in questo momento il Cagliari non sta seguendo. Ora, vuoi la variante tattica? Benissimo, ma Floriani Mussolini è comunque un giocatore che ha un determinato costo anche a livello di ingaggio, che secondo me come variante tattica non funziona. In generale abbiamo visto in questo mercato ciclicamente arrivare voci sui Darmian, sui Van der Bremt, tutte voci che poi non hanno avuto nessun tipo di riscontro, anche perché tatticamente il Cagliari sta cercando di fare un'altra cosa. Vediamo se avrà il coraggio di portarlo avanti. Il Cagliari, come anche gli altri, perché io vedo tante difese a 4, tanti attacchi a 3 in questo momto, poi vediamo nel corso dell'anno, quando inizia a servire tutti, cosa succede. Anche Quando di Francesco, la paura, fece ci sarà la difesa a 5. fece tutto il precampionato con l'attacco a 3 con João Pedro esterno, fino a quando poi gli venne fatto capire che probabilmente insomma non era la soluzione ideale per il Cagliari. Vai! Il tuo momento. Fagli 15 domande delle tue brevi, dai. Vado a prendere un caffè e torno. Nel frattempo. Stile Ivan. Ordiniamo. Vado, faccio un tuffo e torno. Esatto. Ritorno sul discorso della partita di sabato, Giuseppe. Discorso difensori, perché ieri praticamente il Parma ha venduto Circati, un altro difensore centrale, insomma, che ha fatto il mondiale, quindi probabilmente il suo valore è aumentato sensibilmente, e il Parma ha dimostrato che insomma, se arriva l'offerta giusta, i suoi big li vende. L'ha fatto con Suzuki, l'ha fatto con Pellegrino, lo fa con Circati. È un Parma che è cambiato anche a livello tattico, perché questo è uno di quegli allenatori che quest'anno dovrebbe giocare con la difesa a 4, Tidente là davanti, che poi possono essere anche 4-3-2-1, insomma, sì, è quello che sta facendo il Cagliari. È un Parma però sostanzialmente diverso rispetto alla scorsa stagione. La partita di sabato è uno scontro tra due squadre che sono cambiate nei propri 11. Quali possono essere le problematiche di questa gara per il Cagliari e le problematiche per il Parma, sfidando un Cagliari che comunque bisognerà capire chi effettivamente ci sarà dal primo minuto? Secondo te, e chiudo, Maldini giocherà dal primo minuto a Parma? Io penso di sì,
penso che Maldini sarà titolare, dietro uno fra Mendy e Borrelli. Non vedo ancora Kevin Carlos titolare per il semplice motivo che sta giocando soltanto, non ha fatto, abbiamo scoperto poi, la preparazione con il Nizza, quindi deve mettere minuti nelle gambe, entrerà sicuramente a partita in corso, quindi immagino Maldini anche per una questione numerica, perché non penso che giochi con le due punte pure con un Kingston Mendy e Kingston Borrelli Mendy, quindi anche per non sconfessare quello che ha fatto durante tutto il precampionato, quindi in tre quarti sarà Maldini, ne sono certo. Quanto al Parma, è vero, sta cambiando tanto, ho visto la partita contro il Catania in Coppa, molto interessante, però attenzione, è una squadra comunque che gioca con un blocco molto basso, anche perché avendo in questo momento il loro difensore centrale più forte è Troilo, ed è comunque un giocatore lento, così come non era velocissimo Circati, quindi gioca da basso e poi cerca di ripartire. Gli elementi più forti secondo me sono, cioè gli elementi da tenere sott'occhio è il ruolo di Bernabé e di Ordonez, con Keita lì a fare la scherma alla difesa, e poi tendono a ripartire in velocità. E lì c'è il Bilal Touré, che è un giocatore che a me personalmente piace tantissimo, che può far male. È una squadra, non abbiamo più i punti di riferimento che avevamo in passato rispetto al Parma, è una squadra che va rivista, però determinati concetti tattici, anche col cambio di modulo, questa li sta portando avanti. Non sta ripartendo da zero, sta rimodellando quello che era il progetto dell'anno scorso. Adesso non è detto comunque che non gli arrivi subito un difensore già pronto per sabato, però vediamo un po', il mercato in questo momento ti può offrire soluzioni infinite. Quanto al Cagliari, io penso che sabato proverà a fare la partita, proverà a giocarsela con quelli che sono gli elementi di forza che abbiamo visto in questo precampionato, ossia un centrocampo molto più tecnico rispetto a quello dell'anno scorso, che sa palleggiare e sa toccare la palla, cercando di impostare degli 1-2, cercando di costruire, sperando poi che qualcuno lì davanti la metta dentro. Ti giro una domanda di un nostro utente, Giuseppe Will Forest, che salutiamo, dice: per Giuseppe chi sarà la sorpresa di questa nuova annata rossoblu? C'è sempre il tuo inglese, Will Forest, anche Fabio in regia è rimasto scioccato dal tuo inglese. Will Forest, cioè, se chiamasse William lo capirei anche, ma Wild Forest, cioè è facile, Dai, non stiamo puntualizzando. Scusaci, Wild. Vabbè, Luca, noi siamo anni 70 e abbiamo ancora problemi nella pronuncia dell'inglese, però lo capiamo benissimo. Vabbè, la domanda però qual era? Qual è il giocatore secondo te sorpresa di quest'annata del Cagliari? Ma io da inizio estate che punto tutto su Romano. Penso che Romano possa, non dico fare il nuovo Palestra, perché azzeccarne due a quei livelli, uno dietro l'altro, ci vorrebbe molta fortuna. Però Romano ha tutte le caratteristiche per far bene. C'ha visione di gioco, c'ha senso della posizione, ancora non l'abbiamo visto, ma in posizione di play puro, perché giustamente c'è Winks ed è giusto che ci sia Winks perché ha un ruolo molto delicato e occorre esperienza, però è bravissimo da play puro, è bravo a rientrare dietro nella difesa e fare il quinto e portare a 5 la difesa, c'ha un bel lancio, visione di gioco, c'ha anche un bel tiro, soprattutto di sinistra da lontano. È fisicamente giocatore pronto da Serie A, l'avete visto, è bello massiccio, è bello forte. Il Cagliari ha messo anche un po' di chili secondo me rispetto all'anno scorso, soprattutto a centrocampo. Io punterei tutto su Romano, poi magari Mendy diventa un cinico cecchino d'area di rigore, ecco, però il giocatore più forte secondo me è Romano anche in prospettiva. Fra? La domanda è a Giuseppe, non era a me. No, fai tu la domanda a Giuseppe. Pensavo che dovessi rispondere su quello. Sappiamo già quello che pensi su Romano. No. Beh, Romano dal giorno 1 sono uno dei suoi principali fan, cioè, lo sai dai primi allenamenti anche con
di Assemini visti, insomma, un giocatore 2 piedi, una roba davvero, davvero molto molto interessante. Non è mobbing, giusto per rispondere a CTN, assolutamente no, perché insomma gli vogliamo tanto bene e quindi siccome gli paghiamo anche la scuola d'inglese, evidentemente dovremmo rivedere qualcosa nel piano di studi, perché se no, vabbè, questo è un altro discorso. No, avete parlato già abbiamo già parlato di Parma e tutto, abbiamo parlato anche, quando era venerdì? Sì, la partita venerdì, Giuseppe, anche un po' di Maldini, dell'impatto avuto. Ecco, siccome c'è un elemento in più rispetto all'analisi che abbiamo fatto nel post partita di Cagliari-Arezzo, ovvero la situazione 3P, che quindi necessariamente di fatto costringe Pisacane a schierare dall'inizio Maldini. Magari lo avrebbe fatto ugualmente, intendiamoci, però magari no, perché conosciamo Pisacane e comunque anche la sua fiducia nei giovani a sua disposizione, quindi quanto anche la situazione 3P può cambiare mentalmente l'eventuale, la probabile prima da titolare di Daniel Maldini, quindi anche con quel surplus, no, di pressione per cercare di dare qualcosa subito al Cagliari, se c'è secondo te oppure no. Penso che aggiungo un po' a tutti la voglia di regalare al compagno una partenza positiva. Quanto a Maldini, io scrissi un tweet a fine luglio con lui che aveva detto fra le varie ipotesi vorrei venire a Cagliari, è un altro di quelli che ha scelto di venire a Cagliari. Speriamo poi che ci resta, perché anche a suo tempo Esposito fece carte false per venire a Cagliari e poi sappiamo com'è andata. Cioè lui, da quello che mi dicono, è un ragazzo che oltre che essere un ragazzo molto in gamba con la testa, è un ragazzo che è molto motivato per questa esperienza, sa che può rilanciarsi, sa anche che in una fase che o dimostra adesso quello che vale oppure rischia di finire nel dimenticatoio, lui è molto mentalizzato e molto centrato, quindi penso che possa fare bene. Ritengo che possa essere utile moltissimo al Cagliari, perché è quello che c'ha all'ultimo passaggio, cosa che nessuno dei trequartisti, compreso Esposito, c'ha, nonostante abbia fatto tanti assist, e soprattutto il giocatore essenziale spesso e volentieri, cioè sceglie sempre la soluzione più semplice, cosa che altri trequartisti non fanno. Io penso che possa essere la soluzione giusta. Poi per fortuna, ripeto, abbiamo 3 partite e ancora 16-17 giorni di mercato, e allora lì puoi veramente intervenire last minute, anche perché poi last minute sai benissimo che può succedere di tutto, magari anche portando una ciliegina, che secondo me dipende da come si risolve la questione Esposito, però ecco, dal punto di vista del mercato stiamo entrando in quella fase in cui può veramente avvenire tutto, in senso positivo o in senso negativo. Tu credi a una possibilità? E questo mi fa pensare parecchio che comunque si stia lavorando sotto traccia, perché se vai a vedere, ripeto, escluso queste voci sugli esterni che sono cicliche, non si parla di niente, non arriva nessun segnale, e questo mi fa pensare che si stia lavorando sotto traccia. Ti dicevo, tu credi alla possibilità di uno scambio Adams-Esposito con il Torino? Ricordiamo, qualcuno lo chiedeva prima, Adams contratto in scadenza a giugno, ma 1,8 milioni di stipendio netto, quindi, insomma. Non poco. Beh, al di là del 1,8 milioni stiamo parlando di un trentenne che ha un valore di mercato che è completamente differente da quello di Esposito, nonostante quello di Esposito si stia ahimè svalutando. No, è lì stiamo parlando di tante cose che spesso succedono delle dinamiche di mercato. Stiamo parlando di una mezza verità che diventa una mezza bugia. Ossia, la mezza verità è che il Torino ha sempre guardato, ancora prima di quest'anno, a Esposito. Petrachi è un altro di quei procuratori che l'ha sempre seguito e sarebbe pronto a ingaggiarlo. Il problema cos'è? È che se il Cagliari c'ha difficoltà ad andare sul mercato, tirare fuori dei soldi e prendere dei giocatori, così come la maggior parte della squadra della Serie A, il Torino è nella stessa situazione, se non forse anche peggio, perché si porta appresso un monte ingaggi enorme
ed è molto difficile muoversi sul Monte Ingaggi. Il Torino, così come la Lazio, è una di quelle. La Lazio c'è in pieno nel problema del costo del lavoro allargato, ossia il fatto che il costo dei cartellini, dello staff tecnico e dei movimenti e degli ammortamenti non superi il 70% del bilancio, del ricavi. Il Torino è lì. Quindi qualsiasi movimento del Torino va pesato, qualsiasi voce sul Torino. Potrebbe diventare una pista seria quando, negli ultimi 3-4 giorni di mercato, quando tu c'hai da piazzare Esposito, perché Esposito non può tornare a Cagliari dopo quello che è successo, allora lo dai in prestito. Ma penso che non sia la strategia. Uno scambio da pari, c'è Adams, Esposito, facciamo una nota culinaria, è come se tu scambiassi una bistecca con la trippa senza nessun che nessuno se ne abbia a male, però poi sarebbe anche utile, per carità, però non può essere, al massimo sono 2 o 3 trattative separate. A me non risulta. Nessuna delle passiglietta. Non avevo dubbi, però c'è Adas, dai, magari è un po' meglio giusto della trippa, dai. Sì, no, ma sto facendo ho fatto proprio un'iperbole. Due cose. Allora, intanto c'è un commento da Twitch, che credo che sia l'unica persona che ci sta guardando su Twitch. No, sono 2, quindi uno dei 2 va sicuramente letto, anche perché poi magari è parente di Giuseppe, perché Liriboi, quindi magari è anche parente di Giuseppe. Vai, domanda. Dice, buongiorno a tutti, avrei delle questioni da porvi. Innanzitutto, per voi chi sarà o saranno le gerarchie nei rigori? E dal mercato arriverà qualcos'altro secondo voi? Sul rigori... Sul mercato abbiamo già risposto. Esatto. Sì, la risposta è assolutamente sì. Arriverà sui rigori e non è così scontato, perché è stata fatta la domanda a Bisacari in conferenza sul discorso dei rigori, ha fatto capire che se ci fosse Mina in campo gli batterebbe Mina. Questo è dovrebbe essere lui il primo rigorista, e poi a sentimento tra Fazzini, De Iola, e poi bisogna capire anche eventualmente Kevin Carlos, Maldini. Insomma, quest'anno il Cagliari comunque potenziali rigoristi li ha. La speranza è che innanzitutto gli diano i rigori al Cagliari e poi li segnino. Io avrei messo Fazzini come primo rigorista. Quanti ne ha tirato in carriera? Forse 0, lo sai. Appunto. Forse 0. E questo è già dalla risposta. Non perché si è sbagliato il tuo. No, certo, però mi ricordavo di questa statistica che evidentemente... Fazzini era 0 perché li aveva battuti in prima. 0 rigori entrambi, dice Liriboi. Alessandro, sulla terza maglia del Cagliari non abbiamo ancora info, ma sicuramente arriverà a breve, immagino, non so se in questi giorni o nella prossima settimana, comunque verosimilmente credo entro agosto. Mentre c'era la domanda di Matteo Tidili, possiamo dirlo, centravanti della squadra di 131, che poi, vabbè, qui Royal Rumble contro la squadra di Matle Celso, settimana prossima, ricordiamo, se troviamo un campo, più che altro perché questo è il vero dubbio. C'è la domanda di Matteo che dice su Nandez se ci sono possibilità. L'hai trovato? La sto cercando, che era molto più su. Ce l'hai? Ce l'avevo poco fa, l'ho beccata prima. Allora non l'hai aperta? Non l'ho aperta, no, infatti è per quello che... Dov'era? Aspettate, tanti, perché era bella lunghetta. Aspettate che sono 250 commenti, quindi... Eccolo qua, trovato. L'hai trovato tu? Vi seguo solo ora, quindi non so se avete già parlato. Secondo voi esiste la possibilità di rivedere Nandez in rossoblu? Secondo me no. Io lo riprenderei, io personalmente. Ma secondo me non esiste. In tanti, no, non pensare, Giuseppe. Cioè, è vero anche questo. Però io lo riprenderei, ma non penso che sia oggi, in questo momento, neanche l'intenzione del giocatore. Prima ancora di porsi la domanda, al posto di chi dovrebbe giocare? Come un'alternativa. È il giocatore che metti a destra. Ti manca uno a destra. Al posto di Adopò, con tutto il rispetto per il grande Adopò, sarebbe un upgrade notevole. Lo metti in mezz'ala, lo metti... Adopò non lo toglie, Lo so che non lo toglie, lo so. Però sto facendo proprio fantamercato.
Il problema sì, secondo lunedì me, con i giornalisti, Esatto, ecco, io lo vedi. prendo volentieri. Anch'io, assolutamente. ancor prima di fare fantamercato, poco più di trovare una soluzione tattica in campo. Quanto prende adesso No, Nunez ma infatti dopo la fuga in Arabia? Questo è il punto. Quello un cioè, po' il discorso. dobbiamo sempre considerare questa variabile, la variabile ingaggio che tendiamo a non avere. Poi se Matteo Tini mi fa sapere com'è il vento e l'onda tra venerdì e sabato sul Mar di Sardegna, mi fa un bel regalo, ecco. Altezza d'onda e vento dominante, cioè così da organizzare. Vediamo se ci sta ancora seguendo, tra l'altro. Vediamo. Lo teniamo sotto controllo. Controllerò i messaggi. Sì, vi diamo i dopo. numeri, vi scambiate i numeri, non ci sono problemi da quel punto di vista. Va bene, ragazzi, che dite? Lo liberiamo, Giuseppe? Lo lasciamo andare al mare? Cosa dici? Perché lui in Sardegna per il mare, non certo per noi, perché per noi cioè, si collega da Pisa, da qualunque altro posto, quindi insomma sicuramente non è qui per noi. Giuseppe, grazie intanto ovviamente. Grazie a voi, in bocca al lupo per questa nuova stagione, in bocca al lupo per questa nuova stagione, complimenti per lo studio, che siete così carini lì a fianco insieme, spero che sia un'altra bella annata come è stata l'anno scorso, fortunata e sempre in crescita. In bocca al lupo. Speriamo, viva il lupo davvero. Grazie a Giuseppe Boi del Tirreno. Ciao, grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Eccoci qua. Allora, prima di chiudere però è giusto fare un appunto, perché poi mi dimentico. Attenzione, io mi dissocio da prima, così se devi fare danni, io mi sono già dissociato. E quindi sono affari tuoi. No, sono affari tuoi, io mi sono dissociato perché sono affari tuoi. No, guarda, lo mettiamo anche in pensione. Questo Fantacalcio 130, Fanta 131, aprite l'applicazione di Fantacalcio, cercate il nome della Lega, Fanta con la F maiuscola, staccato 131, staccato 2026/27. La parola è tutto attaccato. Questo per entrare, perché ce l'avete chiesto in tanti e lo rispieghiamo, ma c'è stata anche un po' di polemica, nel senso che c'è chi si è lamentato del fatto che la Coppa Tramazza quest'anno si è presa la decisione di farla per i soli abbonati. Posso prendermi la colpa di questo? Sì, magari mi prendo la colpa di questo, ma ragazzi vi ricordo che l'anno scorso, dopo aver capito come funzionava, ho dovuto inserire 480 squadre in maniera manuale per fare il torneo, escludendole delle altre. Al di là della squadra mia e di Fra, abbiamo dovuto escludere anche altre squadre, e questo mi pare che non sia corretto. Quindi Fanta 131 rimane aperta a tutti, gratuito. Poi c'è stata anche qualche battuta, però per avere degli aiuti bisognerebbe abbonarsi. Allora parliamo innanzitutto di un abbonamento, io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ci mancherebbe, però l'abbonamento base è 0,99 euro al mese, quindi meno di €1, molto meno di un caffè. Quindi questo è anche per dare supporto al progetto 131. Non volete fare l'abbonamento, ci mancherebbe, voi potete comunque giocare, le finestre di mercato ci saranno, è ovvio che per gli abbonati ci deve essere qualche vantaggio, ma è un vantaggio normalissimo per chi supporta un progetto. C'è un canale Telegram dedicato, tra l'altro ho visto che nel canale Telegram siamo molti meno rispetto al numero degli abbonati, quindi contattateci o via Instagram o su 131 o sul mio Instagram o su tutto Fantacalcio, insomma potete assolutamente contattarci per essere inseriti all'interno del canale Telegram. Tutto questo però, ribadiamo è fatto per giocare, il Fantacalcio è un gioco, quindi voi potete farlo in maniera gratuita, senza problemi, fate un classico Fantacalcio soprattutto con gente che spende €200 per giocare con gli amici, peraltro poi quindi, io poi su questo non entro nel merito, però è ovvio che a lamentarsi su un qualcosa, tra l'altro la Coppa Tramazza, che comunque è una coppa che deve essere anche esclusiva, ovviamente per chi è abbonato, perché ha un modus operandi diverso. Posso dire una cosa, chi vince la Coppa Tramazza non vince una mazza. Quindi anche lì a dire no, ma ci si lamenta del fatto che, cioè, ragazzi, ma cosa volete? Ma sinceramente, ma cosa volete? Ecco, giustamente Matteo dice no, il Fantacalcio è fatto per vincere, giusto Matteo? Assolutamente, no, però era giusto puntualizzare, perché
sembra che stiamo chiedendo chissà che cosa, però avete fatto le cose in maniera diversa rispetto agli altri anni. Meno male, c'è un'evoluzione, ma ripetiamo, Fanta 131, che attualmente siamo a 200... eravamo a 220 già eravamo, però vediamo, guarda un po' se riesci a vederlo in tempo. Verso qui, menu, competizioni qua, ok. Vediamo, abbiamo in real time. Gira la ruota. Ci sono troppi iscritti attualmente. Scusa, comunque eravamo oltre 200 fino a ieri sera, quindi comunque l'obiettivo qual è? Fantacalcio dà un limite di 512 squadre, l'anno scorso è stato raggiunto. Per quello dall'app, magari dall'app lo dici. Facciamo prima. Quindi iscrivetevi, qui c'è il nome della Lega, parola d'ordine, in maniera gratuita, vi fate la squadra, così avete possibilità, ecco, altra cosa importante, avete la possibilità entro sabato alle 18:30 di schierare la formazione. Qualora non riuscite a iscrivervi questa settimana, abbiamo il mercato aperto fino al 10 settembre. Anche qui abbiamo deciso di tenere il mercato aperto fino al 10 settembre per evitare di fare le cose in maniera manuale. Avremmo dovuto escludere quelli già iscritti per far inserire i nuovi e poi inserire le rose sempre in maniera manuale. Anche qui, ragazzi, veniteci un po' incontro. Voi dite, ok, il fantacalcio ci si impiega un attimo, però andate a inserire 25 giocatori per squadra, quando sono 100 squadre, insomma, capite bene che non è semplicissimo e il tempo è quello che è, perché facciamo anche altro, al di là di inserire formazioni sul fantacalcio. Semplicemente questa. Nessuna polemica, ovviamente, però non fatemi arrabbiare di Leonardo. Era giusto comunque non fatemi arrabbiare mettere di il puntino Leonardo su lei, perché noi ci siamo, sapete che vi diamo supporto. Giovedì, ecco, anticipo anche questo, Fra, visto che ci siamo. Giovedì la diretta Fanta 131, siccome io farò la mia asta, la anticiperò alle ore 15. Creerò poi il podcast per le probabili formazioni, quindi come le puoi vedere tu comunque che sei il mega admin, perché io che non conto niente. Non te lo dava lì? Vabbè, poi comunque eravamo ieri sera, ieri notte, mezzanotte e mezza, intorno a 220 squadre. Quindi adesso saranno sicuramente di più, quindi approfittatene, vi fate l'iscrizione. Poi 227 squadre. Ok, quindi 27 stanotte sono arrivati. Sul super admin sei tu, dicevo, Team Fanta 131, super admin sei tu. Ecco. Non io, infatti ti volevo eliminare ma non posso. Non puoi, esatto, c'è stato il blocco. Mannaggia. Allora, Stefano dice, se vinco la Coppa Tramazza... Dei nomi, sto già leggendo dei nomi clamorosi. Sì, vabbè, bellissimi. Cioè... Quest'anno meglio dell'anno scorso, alcuni da... Posso dire, Atletico Mapigro di Nicola Fanni mi fa piegare. Anche il classico Atletico Chira dell'ottimo Andrea Ferrari con Maestro Giampaolo, che è il titolo, cioè Giampaolo il maestro. No, ma tra l'altro ho visto che quest'anno in tanti hanno cambiato il nome. Sì. Mi pare che anche Stefano l'hai cambiato anche tu. Anche il principianto di Modoro. Principianto di Modoro. Allora devo darmi una sveglia e costruire la rosa. Esatto, sì. Adesso al di là arriveranno sicuramente altri giocatori, però mi pare che a livello già in porta con la Juve che ha preso Vicario le big sono assolutamente a posto. Ma in generale anche tutta la Serie A, non vedo più cambi di portiere. Una volta che si è risolto il discorso Juve-Parma, non penso che ci siano altre problematiche. Matteo dice, possiamo dare un primo sguardo anche ai nomi delle squadre più assurde? Ce li ha Fra, però alcune non sono... Alcune non sono possono... No, ragazzi. Mi è capitato di ridere da solo, come se non ci fosse un domani, leggendo certi nomi. Bravi, perché ecco, il fantacalcio è bello anche per questo, cioè inventare il nome, fare la squadra, avere anche l'opzione. Fa molto ridere. OnlyFans. Poi, mi pare che abbiamo risposto a tutto, sì. Va bene, abbiamo fatto un po' anche un recap, vedi, Marco dice cambiare nome mai, sono d'accordo con te. Marco, il mio bello, ricordami qual è il tuo, Marco? Mano, rigore e batto. Grande. Bellissimo, mitico, assolutamente. Ci sono anche i vari Deportivo La Carogna, che sono quelli classici. Questa squadra eliminata a nome 1, cioè, è un grande.
No. Esiste, squadra eliminata. Bellissimo. Poi c'è lo squadra della Maui di Nicola, che Cagliari Twitter sempre avanti. E vabbè, insomma, dai, Tom e Sherry non male anche quello. Va bene. Ragazzi, chiudiamo? Direi di sì. Cosa dici? Sì, Ci vediamo sì, domani? Stessa ora, stesso posto? Yes. Stesso mare? No, mare no, nulla. mare no, direi niente. è finita stagione. Va bene. Allora fosse mai iniziato. Ci vediamo domani, sempre alle 10 con Buongiorno 131, sarà l'ultima puntata della prima settimana. E sì. Poi, vabbè, ormai abbiamo iniziato, ormai ci siamo. Esatto, quindi poi domani sera ci sarà, poi nel pomeriggio ci sarà quindi Fanta 131 Alle live, 15, venerdì ci sarà la vigilia di Parma-Cagliari e in mattinata, al termine della mattinata, la conferenza stampa di Fabio Pisacane e poi ci sarà chiaramente sabato, come sempre, prima di campionato per il Cagliari, quindi poi sarà tanto da dire. Roberto torna settimana prossima, Roberto torna settimana prossima, che ce lo chiede Marco, e quindi insomma lo rivedrete a breve. Va bene. Ragazzi, buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie a Fabio Tidili. Grazie regia. Fabio, mitico. A domani. Per le ripetizioni di inglese, poi passa dopo in privato. Va bene. Ciao, sigla. Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.